Eccoci qua, rientrati, TV7 Match, il lavoro di Renzi. Marino Masiero, imprenditore del settore nautico di Chioggia. Ma allora perché Renzi vuole abolire questo articolo 18? Qual è il messaggio che forse vuole dare? La vera questione, a mio parere, è una questione di simbolo, e quindi chi porta a casa il simbolo vince. Se Renzi riesce ad abrogare nelle maniere in cui vuole abrogare l'articolo 18, porta a casa la vittoria. Se invece le parti che non lo vogliono abrogare riescono a farlo stare in piedi, vincono, e quindi Renzi perde di tono. La realtà del motivo per cui Renzi vuole questo cambiamento è simbolica all'interno della comunità europea, cioè dice: se io riesco a portare l'articolo 18 nelle condizioni in cui viene applicato come tutela negli altri paesi, che sono parecchi, i paesi che hanno praticamente la stessa nostra condizione attuale rispetto alla tutela del lavoro sono la Danimarca, l'Olanda, la Polonia e l'Irlanda. Inferiore alla nostra tutela c'è la Germania, la Grecia, il Portogallo e la Norvegia, e più alta tutela la Francia, la Svezia, anzi il contrario, chiedo scusa, più alta la Germania, la Grecia, il Portogallo e la Norvegia, e più bassa la Francia, la Svezia e la Spagna. Quindi noi in linea di massima siamo in una linea mediana. Cosa vuol dire Renzi all'Europa? Vuol dire agli investitori esteri che da questa riforma in poi possono venire in Italia e non trovarsi nei gangli della questione dell'articolo 18. In questo devo dire che il dottor Raimondo ha preso in pieno, perché la difficoltà di venire a lavorare in Italia e a fare investimento è, in Italia, se io ho una grana di qualsiasi tipo, mi rivolgo a un sistema giudiziario, e quindi io concordo perfettamente con lui che è uno dei temi centrali della questione, e avrò una risposta da impresa, da imprenditore, da azienda che investe, forse fra 4-5 anni. Nel frattempo succede quello che succede, con i costi e tutte le difficoltà tipo burocratico che dovrò subire. Faccio un esempio personale e poi faccio un passaggio sulla nautica. La mia azienda ha subito un danno per calamità atmosferiche nel 2010, un importante danno. Abbiamo avuto una tromba d'aria, eravamo assicurati, un'assicurazione importante a livello nazionale. Siamo nel 2014, abbiamo avuto la seconda udienza una settimana fa, il giudice ci ha rinviato a gennaio del 2016. Lei capisce che un'azienda che ha fatto fronte al proprio, come dire, alla riparazione dei propri danni, in maniera importante, il danno importante, e che si vede dal 2010 ad avere forse una riparazione, una sentenza che dica chiaramente: questi sono i tuoi danni, finiamo questa cosa, chi deve avere, chi deve dare, nel 2016, dopo 6 anni, con questa forma di precarietà rispetto al futuro dell'investimento aziendale. In Europa, dall'Europa in Italia non verrà nessuno ad investire. Poi c'è una questione invece di competenza. Il legislatore parla, e parlo di cose diverse dall'articolo 18, ma sono in qualche modo collegate. Parla, discute, decide, e spesso e volentieri non ha competenza. La legge Monti ha fatto 70.000 disoccupati nel settore nautico in 6 mesi. Grazie alla tassa maledetta. Grazie alla tassa maledetta. I funzionari che hanno deciso quella tassa sono tranquillamente al loro posto e prendono qualche cosa come 250.000 euro all'anno di stipendio. Funzionari ministeriali, dirigenti ministeriali. E questo sarebbe il paese dove l'impresa dovrebbe creare lavoro. Il tema vero non è come si tutela il lavoratore, che io presumo che ci sia poco da discutere. Ho sentito dei ragionamenti che sono più che ragionevoli su le applicazioni delle tutele, che nessun imprenditore penso voglia cambiare in maniera radicale. Il vero tema è: il lavoro in Italia lo creiamo come? Lo creiamo facendo la guerra ai ricchi in maniera tale che non spendano i loro soldi in Italia e vanno a farlo all'estero, e mi riferisco alla questione delle barche, ma potrei parlare delle macchine. L'Italia ha visto 500.000 di macchine sportive sparire dall'Italia. Allora il ragionamento è: il reddito qua si va a controllare quando si spende o quando si guadagna? Allora un'azione, come dire, coordinata e organica, che tende a far spendere i soldi ai ricchi,
sarebbe quella di dire: nel momento in cui tu produci il reddito io ti controllo, non ti fermo per la strada perché hai la macchina sportiva, vengo nella tua azienda, nell'azienda di chi so che devo andare, siccome esiste tra l'altro anche un pubblico registro automobilistico, no? E non serve fare l'agguato per strada, chi ha la macchina sportiva la prendo, lo vado a controllare in azienda e finisce la storia. Su questo punto volevo portare una piccola testimonianza di un imprenditore che viene fermato spesso. Allora il mio consiglio è stato: portati la dichiarazione dei redditi e fagliela vedere. La cosa che però è un po' indegna in Italia rispetto all'Europa, non dico al mondo, è l'obbligo della Guardia di Finanza di girare armati anche quando vengono a visitare le aziende. Io mi sono trovato come difensore di un imprenditore, perché sono piombati lì, ripeto, nessun problema con la Guardia di Finanza in senso tecnico. Certo. Però vedere queste persone, 4 o 5, 2 nella macchina, eccetera, sembrava quasi che dovessero entrare con le pistole, che c'erano impiegate che erano un po' timorose, eccetera. Beh, è l'unica arma in Europa che entra, rispetto per esempio all'Austria e alla Germania, con le pistole in saccoccia. Quindi voglio dire, anche questo è terrorismo. Cioè tu non puoi entrare da un'impresa o un negozio facendo già paura, dicendo attenzione perché io ho qualcosa. Cioè tu devi mettere una condizione di confronto e di parità, però prima vedi quello che io ho combinato. Cioè tu non puoi arrivare ogni giorno. Io ho giornalmente e quotidianamente telefonate di assistiti che chiamano, che non ce la fanno più perché o passa l'INPS o passa il vigile o passa la Guardia di Finanza o passa INAS dice: ragazzi, qua dobbiamo lavorare. Questi hanno detto: vi lasciamo le chiavi, lavorate voi avete lo stipendio, noi ce lo dobbiamo fare. Il problema quindi dell'Italia è far lavorare le aziende, non metterle in croce, perché tra burocrazia, ripeto, una tassazione che ormai è fuori misura. Oggi se io devo fare una una nuova compagnia industriale, vengono delle persone, non so, anche dall'Inghilterra, dalla Germania, dice: senta dottore, però ci dica qual è il tasso, la prima cosa che mi dicono, di sindacalizzazione in questa azienda. La prima cosa che vogliono sapere: quanti cioè ci sono, quanti sono facinorose, eccetera. Che problemi abbiamo in questo comune, in questa regione, in questa provincia. Cioè vogliono una mappa della situazione, più che altro burocratico-fiscale. Cioè loro possono anche venire a dare i loro quattrini e cercare anche di aumentare la produttività e quindi in quel senso anche dare lavoro a nuova forza lavoro. Però nel momento in cui iniziano a sentire le varie campane si scoraggiano e dice: guardate, anche se è appetibile da fare, vi ringrazio, e guardate che non si stanno chiudendo bellissimi, secondo me, contratti a livello internazionale con aziende anche del Veneto oltre che del Friuli, perché appena iniziano a sospettare che c'è qualcosa. E purtroppo le notizie che arrivano sul piano nazionale, quando senti ci blocchiamo con l'articolo 18, il problema del TFR, il problema dello sciopero dei carabinieri, della polizia, quando si vede tutto questo caos, un imprenditore che deve investire dall'estero non lo capisce, scappa via, dice: vado nei paesi dove effettivamente non c'è nessun problema. Un'ultima osservazione non meno importante: noi ormai tra un anno avremo una concorrenza spietata, perché l'Europa, che ci dovrebbe salvaguardare, non ci sta salvaguardando, con i prodotti mediterranei che arriveranno da Libia, Tunisia, Marocco. Cioè i nostri agricoltori, le nostre imprese agricole che fino adesso cercavano, anche se nella disparata situazione economica, di vendere qualcosa, non venderanno più niente, perché già adesso se voi andate trovate nei supermercati limoni che vengono dalla Libia, patate che vengono quindi cosa farà? Ecco, questa fetta di mercato importante che è l'agricoltura, così come il turismo, come altre cose che noi avremo di bellezza e potremmo stare veramente in una vera Svizzera in Italia, nessuno le sta tutelando. Ci stiamo bloccando su sto benedetto articolo 18 e su tante altre fesserie, quando invece il mondo cammina come una velocità estrema. Un passaggio velocissimo. La Coldiretti ha chiesto di poter etichettare i prodotti che arrivano dai paesi extracomunitari dove c'è una evidentemente forte sfruttamento, c'è un evidentemente forte sfruttamento della manodopera a costi assurdi, a $2, $2,50
al giorno, quindi vuol dire che con 60-75 dollari 30 giorni lavorativi, cioè quindi 7 giorni su 7 uno paga un addetto in agricoltura. Non riusciamo ad avere una norma con tutte le norme che ci sono inutili. Certo. Nel momento in cui c'è crisi del lavoro non riusciamo a tutelare il nostro prodotto agricolo perché non riusciamo ad avere una norma che ci permette di fare questo. Io credo che ci voglia ben poco. Gli imprenditori hanno ragione da questo punto di vista, su questo non ho dubbi. Il problema vero è che abbiamo perso una montagna di tempo. Allora abbiamo mandato via Monti perché non davano bene i tecnici. È arrivato Letta e dopo poco più di un mese Scusi, però ci sono tecnici e tecnici, mi permetto di dirlo, non è che adesso tutti i professori sono tecnici, con tutta, non sto dicendo, i professori che escono dalla Bocconi, ci sono anche altri professori che sono fatti un mazzo così girando il mondo, ma non volevo entrare nel merito come che Monti fosse bravo, non era questo il problema. Ho detto, stavo facendo velocemente la storia, abbiamo mandato via Monti perché non era bravo, è arrivato Letta, ha detto che Letta era troppo lento, è arrivato uno che doveva spaccare il mondo, fatalità, abbiamo perso tutto il periodo prima dell'estate a parlare della legge elettorale che non si sa nemmeno che fine ha fatto, no? Abbiamo passato mesi e mesi a parlare della legge elettorale che interessava molto gli italiani, perché probabilmente alla mattina l'italiano quando si alza la prima cosa che pensa è la legge elettorale. Poi dopo l'estate è arrivato il problema dell'articolo 18, che anche questo era un problema che assillava la gente queste sono le cose che non capisce la gente, cioè perché con tutti i problemi che si hanno, ripeto, i imprenditori hanno ragione a sollevarli, noi stiamo alla loro parte, perché questo governo... Questa sua osservazione in parte ha risposto prima Masiero. Posso permettermi di intervenire sulla questione, perché sembra che il governo si sia occupato solo di legge elettorale e poi di articolo 18. Io credo che le persone invece si siano rese conto di come siano state messe in atto tante azioni incisive, cioè per la prima volta è stata fatta un'opera di redistribuzione del reddito in questo paese, restituendo ai lavoratori dipendenti quegli 80 euro famosi di cui si parla in busta paga, andando a tassare le rendite finanziarie e a tagliare alcuni sprechi della politica. Per la prima volta, dopo quanti anni, si è tagliato il costo del lavoro con un taglio del 10% sull'IRAP. Per la prima volta si va nella direzione quindi di agevolare il consumo interno e al tempo stesso ridurre il costo del lavoro. Ci sono inoltre altre misure che sono in procinto di essere al centro, diciamo, della legge di stabilità. Renzi, proprio nella direzione del Partito Democratico, raccontava di come ci sono 2 miliardi a disposizione per andare a ridurre ancora il costo del lavoro e quindi a detassare il lavoro nel nostro paese. Mi segnavo qui, ci sono oltre 1,5 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali che sono inquadrati nella riforma di cui abbiamo parlato questa sera. C'è un altro miliardo per la ristrutturazione della scuola, che è insomma un altro dei motivi di vanto di questo governo, che ha lavorato finalmente sulla scuola dopo che era stata dimenticata per lunghi anni, e al tempo stesso ci sono delle risorse, 1 altro miliardo per sbloccare il patto di stabilità dei comuni e quindi la possibilità di spendere i soldi che ci sono in cassa e con tante piccole opere far girare insomma anche la piccola economia che gira attorno ai comuni. Con queste cose, brevi considerazioni. Probabilmente si è occupato di scuola, dicono i gufi, perché la moglie era insegnante. Probabilmente se avesse avuto una moglie imprenditrice sarebbe occupato subito dell'impresa. Questo tanto per essere chiaro. Ma poi per dire, e concludo, non è che la legge elettorale o l'articolo 18 o altri temi sono più importanti. Il paese riparte, gli investimenti ritornano nel momento in cui si riescono a fare tutte le riforme e quindi si fa fare quel salto di livello al paese, lo si porta agli standard europei, risolvendo tutti quei casi che sono solo italiani e che impediscono di avere fiducia. I 1000 giorni sono il tempo necessario in un sistema come quello attuale. Quando lo riformeremo probabilmente ci sarà la necessità, ci sarà la possibilità di fare in meno tempo le riforme, ma con le regole che abbiamo oggi, ora che ci sono tutti i passaggi parlamentari, in 1000 giorni siamo sicuri che cambiamo il paese facendo tutte le riforme, semplicemente non andando passo dopo passo con alcune piccole azioni di buonsenso, come ha fatto giustamente il governo Letta, ma che non avevano quello shock per il paese, come ci siamo resi conto tutti. Certo. Sì, però professor Case, io penso che conviene lasciare finire di lavorare Renzi. Sicuramente errori ne fa, come ne fanno tutti quando fanno, perché a fare si sbaglia sempre, c'è la possibilità di sbagliare, però credo che abbia una certa grinta e una certa voglia di fare. Non ne ho visti tanti ultimamente, il mega imprenditore che
che non ho mai capito chi fosse, no, ha costruito delle case all'Aquila che stanno crollando da sole, certo Silvio, no, stanno crollando da sole senza, erano antisismiche. E no, Dio mi incazzerei per questo, non perché Renzi dice che bisogna abolire l'articolo 18, sono costati miliardi allo Stato, non milioni, miliardi, e stanno crollando da sole, stanno cadendo, pezzi di legno, sono fatti di legno, cascano da soli, ma dopo quanto? 4 anni? 5 anni? Ma dove siamo? Allora, lasciamolo lavorare, cerchiamo di dargli una mano per fare. O se ce n'è un altro di meglio lo cambiamo, ma ditemi chi è, perché io non vado a cambiare cambiare treno in corsa, ma non ho quello che mi corre a fianco. Prima cosa. Seconda cosa, l'Italia a 2 velocità c'è? Va a Padova. Ci sono capannoni interi, gestiti da cinesi con gli schiavi dentro. Allora vorrei sapere se c'è qualcuno che vuole metterci il naso dentro, perché io sono andato a vederlo, va bene, e sono lì che non sono né sindacalizzati né pagano gli dipendenti, siano che gli fanno mangiare, e non parliamo di Firenze di Prato perché è l'etamaio. Allora questa cosa c'è anche in Italia e non ci stiamo qui a rovellarci a difendere l'articolo 18, andiamo dentro le fabbriche dove ci sono i dipendenti che dormono dentro nel sotterraneo e se prende fuoco ci restano secchi. Ma non è successo una cosa per caso, è emerso solo perché sono morti, non è emerso perché è andato la Guardia di Finanza. Sì, la Guardia di Finanza, perfetto, dov'è che viene? Qua viene, va nelle fabbriche dove sa che le cose funzionano. Poi è vero, abbiamo i peccati veniali, mortali anche nelle fabbriche che vadano dove effettivamente le cose non funzionano per niente. Però vede, su questo punto io devo intervenire anche come parte come dire, in causa dal punto di vista professionale. Ormai c'è un sistema di auditing, di controlli tali che è difficile che un onesto scappi, cioè un onesto significa un contribuente che è ben fotografato, è classificato, bravo. Sanno quanti bancomat ho fatto, quanti soldi ho speso, quindi diciamo, perché dovete andare sempre dalle stesse persone a chiedere sempre le stesse cose quando c'è una platea di gente che non viene mai controllata? Perché magari prende residenze fuori, perché non emerge, perché non emerge. Il sommerso da chi è fatto? Beh, probabilmente c'è una grande fetta, a me dispiace ricordare ancora il fenomeno, ma c'è la prostituzione che porta via e drena risorse, non la tassiamo. In Germania, che sono un po' più sviluppati di noi, la tassano, in Olanda la tassano. Sarebbe, voglio dire, una fortuna, adesso entra nel PIL. Sì, guarda caso qualcuno se ne accorge. Non dà gettito fiscale. La stessa droga immette risorse, no? Allora, adesso pare che una parte di quei redditi entrino anche nel PIL per fare in modo che, voglio dire, non si può andare avanti sempre a botte e a spintoni, bisogna cercare di trovare la forza di dire punto zero, come sta facendo immagino il Premier. Cerchiamo però di trovare delle soluzioni diverse, perché ripeto, l'economia non va a botte di voti in Parlamento sulla legge del Senato, piuttosto che 15 giorni per nominare 2 magistrati, è una vergogna europea. Oggi c'era un collega irlandese che mi ha detto: ma come mai voi dovete nominare i magistrati e non vi mettete d'accordo su 2 nomi? Su 2 nomi? Cioè questo è uno scandalo. Allora come si pretende che poi gli imprenditori possano venire qui e contribuire a far risorgere l'Italia? Nessuno investe in queste condizioni, perché siamo un popolo che ci areniamo di fronte a problemi che non esistono. Perché ripeto, 2 persone degne, io immagino che in Italia di tecnici, magistrati, professori universitari, avvocati con grande esperienza, ma penso che sia piena tutta l'Italia. Possibile che non riescano a fare 2 nomi? No, perché ogni partito ci deve mettere il suo zampino. Perché sono nomi decotti. E allora basta con sempre i stessi nomi. Cambiamo perché, come diceva lei, di gente per bene, basta girare per l'università. Ne trovano una montagna di gente che vuol fare le cose, no? Se poi invece devo avere il mio uomo lì per difendere i miei interessi di partito, e allora è meglio questa situazione, che emerga questa situazione, perché basta
ne abbiamo le scatole piene. Allora Guardia di Finanza, se ci ascolta, domani mattina fa il giro di tutti i capannoni dei cinesi, i sindacati, andate a vedere cosa fanno. I cinesi non sono messi in regola e non hanno bisogno dell'articolo 18, perché il giorno... Anche gli imprenditori dovrebbero smettere di farlo. No, i sindacati andate a vedere cosa fanno. Sì. Imprenditori, smettetela di farlo. Che cosa? Nel senso che se dietro c'è un capannone e c'è dentro un racket, c'è un imprenditore che lo sviluppa. Magari cinese, non è italiano. Cinese. Ma la committenza non è e magari lavora con qualcuno che gli dà la committenza. Allora la smettiamo col principio che per sanare l'Italia bisogna sempre scaricare sull'altro il problema. Prendetevi il problema, prendiamoci. Allora il sindacato deve dire cosa mette il sindacato per cercare di fare in modo che cambi il meccanismo dell'economia, e il sindacato deve mettere la sua, e lo stiamo facendo. Allora cominciate a vedere gli imprenditori cosa fanno. Ritengo che facciano uguale. Ma allora se noi continuiamo a giocare con lo scaricabarile, dove alla fine la colpa è sempre dell'altro, sbagliamo tutto, andiamo fuori strada, tutti in riga, e allora vedete che nei negozi del centro la gente torna a comprare. Quell'imprenditore, mi scusi, segua il labiale, quell'imprenditore, mi scusi, però sono coinvolto, certo, benissimo, quell'imprenditore il giorno che la Guardia di Finanza va a prenderlo per il copino sparisce e ne viene fuori un altro con un altro nome perché non conta un tubo. Allora questa è l'Italia, in Germania non succedono queste cose. Sono convinto che questo è il problema. Sia scandaloso che succeda, il controllo non delle persone sane, il controllo dei matti. Ma lei lo sa che la contabilità di questi signori, per così dire, non è in Italia, non è in Veneto, tirano quei soldi in contanti. Ti rimandano. Io ho avuto un contenzioso in commissione tributaria perché la consulenza viene fatta da un altro cinese dove? A Brescia. Uno va a Brescia per raccogliere la documentazione di natura tributaria, non trova niente, dice, perché il nostro sistema cinese ci dice di fare la partita doppia, non come la vostra o la contabilità. Quindi sono fuori controllo, cioè noi dobbiamo asseverare le norme, dobbiamo legittimarlo, e nessuno fa niente. Bravo. Guarda, io penso che ci sia e poi Bressa. Sì, che sia uno scandalo quello che è stato richiamato, quello che è successo a Prato, che continua a succedere a Prato, quello che succede a Padova in questi termini. Succede a Latina, a Caserta, dappertutto. Insomma, no. Per cui lì si dovrebbe intervenire in termini diversi per chi ha la titolarità, la responsabilità di intervenire. Ci sarebbe tutto un ragionamento da fare sui servizi ispettivi, però attenzione a non rappresentare anche qua una situazione per cui quello che succede di male è solo al di fuori di noi, no? I cinesi. Ci sono situazioni, sono dei casi così. No, quello che voglio dire è che ci sono fattori molto gravi che riguardano la società italiana, anche l'economia italiana. Il livello di evasione che c'è in Italia non c'è in nessun altro paese europeo. Neanche di tassazione, cioè se un imprenditore, mi scusi, ma se un imprenditore deve pagare l'80% dei suoi utili, anticiparlo l'anno prima e farsi dare una linea di credito da una banca. Io stamattina ero in banca e il direttore mi ha detto: vengono gli imprenditori a chiedermi una linea di credito per pagare le tasse che anticipano per l'anno dopo. Allora voglio dire, evidentemente sono perfettamente d'accordo con lei. C'è una pressione fiscale troppo elevata sul lavoro, c'è una situazione, l'evasione deriva da questo. C'è una situazione indegna dal punto di vista dei tempi di recupero, soprattutto verso la pubblica amministrazione, dei crediti da parte dei fornitori e degli imprenditori. Però c'è anche una situazione che ha livelli non paragonabili con gli altri paesi europei di evasione fiscale e contributiva, e c'è anche un livello di corruzione, di illegalità, di infiltrazione dell'economia illegale che ha livelli spaventosi e che danneggia, oltre ovviamente i lavoratori, perché dove ci sono quelle situazioni si determina una situazione di peggioramento delle condizioni delle tutele, ma danneggiano anche il sistema delle imprese, l'impresa che vuole fare produzione di qualità e che vuole essere competitiva rispettando le regole, perché si crea quello che è il dumping contrattuale utilizzando meccanismi di competizione sleale o con l'evasione o con fenomeni di legalità. Che abbiamo i telespettatori in attesa, non so se la regia riesce a passarci le telefonate. Proviamo, mi dicono. Allora, buonasera, il suo nome, da dove chiama?
Pronto? Pronto? Sì, buonasera, vuol dirci il suo nome, da dove chiama? Sono Bruno dal MAS. Buonasera. Da Salgareta. Buonasera signor Bruno, prego. Ti ho telefonato perché volevo sentire un po' il discorso che stanno parlando i sindacati e così. Io ho fatto dei lavori all'interno di un ospedale, dell'ospedale a Pordenone. Sì. E l'ho fatto per una ditta, diciamo, di un impresario, in poche parole. Gli ho fatto dei lavori, mi ha pagato una fattura di acconto di 6.000 euro e ne avanzo ancora 12.000. Sono andato attraverso l'avvocato, sono andato in tribunale, diciamo, e il giudice ha chiamato perché lui ha detto che non mi conosceva neanche, in poche parole. Come ditta non sapeva chi ero e non avevo mai lavorato per lui. Quando avevo una fattura già pagata, diciamo, in poche parole. E allora ha portato lì della gente che ha testimoniato che io ho lavorato e è andato a finire tutto così. Adesso io mi chiedo una cosa. I sindacati cosa fanno per la gente che non riesce a tirare i soldi quando ha fatto il lavoro? Cioè, questo personaggio ha chiuso l'attività con 2 milioni di euro diciamo, di debiti, in poche parole. Ha chiuso l'attività, gli hanno sequestrato il capannone, eccetera. L'ha aperta sotto un altro nome, perché prima era SRL, dopo l'ha aperta sempre con lo stesso nome, però senza l'SRL, e adesso continua a lavorare per i comuni, per la provincia, per la regione Friuli. E io quando devo fare un lavoro qui a casa mia, qui nel mio paese, in comune, devo andare a farmi l'antimafia. Certo. Cioè è una cosa pazzesca, anche perché la devo fare ogni 6 mesi. Perché scade ogni 6 mesi l'antimafia. Ed è un costo. Certo. Grazie signor Bruno. Oltre ad aver lavorato e pagato continuamente tutto quanto quello che dovevo pagare, mi ritrovo che per andare a pitturare una stanza dentro, che io faccio pittore, per andare a pitturare una stanza dentro il comune qui del mio paese, mi devo fare l'antimafia perché altrimenti non mi possono pagare. Benissimo, grazie signor Bruno. Adesso sentiremo anche i sindacati. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Sì, rapidamente. Allora, buonasera. Il suo nome, per cortesia, da dove chiama? Buonasera. Buonasera a lei. Sono Daniela, sono di Treviso e sono una sindacalista. Buonasera signora Daniela. Buonasera. Prego. Sono una collega, penso, dei suoi ospiti perché non ho seguito dall'inizio. Sicuramente, allora, prego. io devo dire 2 cose. Il signore che è intervenuto adesso, che ha detto che il sindacato cosa fa, penso sia un artigiano, perciò ha la sua confederazione o è iscritto a un'associazione che lo dovrebbe in qualche modo consigliare e tutelare, perciò noi non c'entriamo, io rappresento il sindacato dei lavoratori, non degli imprenditori o degli artigiani. Allora io le volevo dire una cosa sul mondo del lavoro e sui giovani, visto che seguo un settore che è quello dei servizi. Perciò giovani ne vedo tutti i giorni, ho una ragazza di 22 anni anch'io come figlia. Allora, una cosa, bisognerà, secondo me, dopo aver avuto un momento grosso di benessere in questo paese, riprendersi la cultura del lavoro. Io la chiamo cultura del lavoro perché i ragazzi non devono solo arrivare al pezzettino di carta che è la laurea, probabilmente dovranno anche conoscere, perché abbiamo una distanza tra scuola e lavoro in questo paese che è questo l'abisso anche. Allora, scuola e lavoro. La scuola e lavoro, benissimo, io ne conosco tutti i giorni e vedo tutti i giorni giovani laureati, però non sanno neanche cos'è il mondo del lavoro. Allora è il caso, io l'ho sempre fatto, visto che ho 27 anni alle spalle di questa attività o missione, come la vuole chiamare.
Io l'ho sempre fatto e lo sto facendo tutti i giorni, è quello di continuare a comunicare con i ragazzi, con i giovani, è quello che faccio tutti i giorni. Allora, riprendere la cultura del lavoro. La cultura del lavoro vuol dire anche serietà nel lavoro. E lo dice una che dovrebbe dire che tutti sono bravi. No, non è vero che tutti sono bravi, né gli imprenditori, né i datori di lavoro e né i lavoratori. Ci sono delle lacune. Poi, parlando di Veneto, abbiamo una cultura imprenditoriale, lo sappiamo tutti da anni, che è la cultura della piccola azienda, del padre in figlio, e questo ha delle difficoltà che sono di cultura veneta, perciò bisogna superare. Poi ragazzi bravi ce ne sono, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, che sono nel pubblico fannulloni e che qua e quella. Non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, bisogna cominciare però a lavorare sul merito, sulla meritocrazia, sulla competenza, su questo, e non è mettendo i 2 soldini di TFR tutti i mesi in busta paga che si va poi domani mattina a comprare chissà cosa. Non è questo, bisognerà lavorare invece sul detassare gli straordinari, su cominciare a lavorare su altri elementi per i lavoratori. Ecco, allora io il mio compito tutti i santi giorni, visto che sono in prima linea, lo continuo a fare, anche perché meno male che sono una persona che, lavorando su difficoltà aziendali tutti i giorni, sono anche un ottimista, perciò cerco anche di vedere sempre il lato positivo delle cose, ed è questo che vogliono da noi lavoratori, non quello di continuare a piangere. Certo, ecco. Grazie alla signora Daniela che dice allora riattiviamo questa cultura del lavoro. Prima abbiamo sentito anche un altro intervento di un imprenditore al telefono che lamentava di questi giovani che passano la notte in discoteca, poi vanno al lavoro con gli occhiali. C'è un po' questa difficoltà, Antonio Bressa, nei giovani? Beh, oddio, rispetto alla generazione forse dei nostri genitori o addirittura di chi ha ricostruito il paese nel dopoguerra, qualche differenza c'è. È una cultura del lavoro evidentemente sviluppata come al tempo manca. Questo però non vuol dire che non ci sia, è difficile insomma generalizzare, certo. Non sarebbe neanche giusto. C'è anche un altro aspetto, che siamo cresciuti con l'idea che il pezzo di carta fosse sufficiente per vedere realizzate le proprie aspettative nella vita, perché l'abbiamo visto fare dai nostri genitori, no? E anche loro in qualche modo ci hanno insegnato questo, no? Bisogna arrivare al diploma, alla laurea, non tutti fortunatamente, al diploma, alla laurea, e poi magicamente, no, arriverà quella lettera di assunzione di cui si parlava prima. Invece magari bisogna convertire il nostro anche approccio per capire che quello che viene veramente premiato dalle aziende è la competenza specifica. Allora nel momento in cui si sa fare qualcosa realmente si è premiati all'interno di questo mercato del lavoro, non solo perché si è passato uno step che è solo formale, ma se non c'è la sostanza, cioè del saper fare qualcosa, che anche nell'approccio che uno ci mette nel mettersi in gioco, nell'essere proattivo, se non ci sono questi elementi qua non si è premiati. Speriamo comunque che le occasioni di lavoro migliorino e ritornino ad esserci sempre di più, così in qualche modo insomma anche questa generazione ha una speranza. I tempi comunque sono cambiati tantissimo. Certo, è dura perché a sentire i giovani che siano laureati o no, dice trovare un'occasione di lavoro per esprimere, no, la mia creatività, la mia preparazione è dura, cioè nessuno ti prende per i problemi che conosciamo. Assolutamente, andiamo in pubblicità, dopo torniamo per l'ultimo pezzo della nostra trasmissione. A tra poco.